Dopo un anno e mezzo di indagini, risolto il giallo dell'omicidio di Liliana Armellini, brutalmente uccisa nella sua abitazione di Este, arrestato il 37enne fidanzato della badante. 43enne sordomuta picchiata e rapinata nel sottopasso ferroviario della stazione di Mestre. La polizia blocca 3 richiedenti asilo nigeriani. Un video riprende l'aggressione e nessuno dei passanti aiuta la donna. Clochard carbonizzato nel veronese, shock per la svolta delle indagini, sotto inchiesta un 13enne ed un 17enne. Era uno scherzo, dicono, ma per la psicologa Slepoi c'è ben altro. Nuova protesta dei risparmiatori di Veneto Banca a Montebelluna, momenti di tensione quando il 59enne che da mesi occupa l'entrata tenta di impiccarsi, fermato dai carabinieri. Con questa legge elettorale il rischio è l'ingovernabilità, alle imprese invece serve stabilità, l'appello degli industriali trevigiani riuniti oggi per le prospettive del 2018. La procura chiede il fallimento del Vicenza Calcio, il dolore e la rabbia dei tifosi che salutano la squadra al Menti. Presentata l'edizione 2018 del Carnevale di Venezia, una kermesse all'insegna dei giochi circensi e delle feste dell'acqua. Il volo dell'Aquila in apertura sarà interpretato forse da Renzo Rosso. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'avete sentito, la soluzione del caso dell'omicidio di Liliana Armellini, arrestato il fidanzato della badante, dell'anziana. Sentiamo i dettagli nel primo servizio. Picchiata, legata ai piedi e soffocata, uccisa per 1.000 euro. Liliana Armellini, la 74enne di Este, è stata ammazzata brutalmente dal fidanzato della badante che seguiva lei e la sorella inferma. Michele Bonaldo, 37enne di Casale di Scodosia, dopo un anno e mezzo di indagini è finito in carcere con l'accusa di omicidio a scopo di rapina. L'uomo con problemi di tossicodipendenza avrebbe raccolto informazioni dalla compagna nelle settimane prima della rapina sfociata nel delitto e avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 maggio del 2016, aveva effettuato alcuni lavoretti di manutenzione in casa dell'anziana. Era stata proprio la badante a ritrovare il corpo senza vita di Liliana, la casa a soqquadro, in una stanza la sorella inferma della vittima incapace di alzarsi dal letto. Molti gli elementi raccolti dai carabinieri, 2 i sopralluoghi del RIS di Parma che hanno trovato tracce di DNA di Bonaldo nei cassetti di Verti per cercare i soldi. Le serrature della casa non erano state forzate dall'abitazione, mancava un mazzo di chiavi. La prova regina però è arrivata dal cellulare dell'uomo. Cercato di crearsi un alibi in un certo momento anche in maniera abbastanza ingegnosa, lasciando il proprio telefono cellulare a un nipote minorenne e la sera dell'omicidio gli avrebbe detto di mandare degli SMS alla sua fidanzata ad orari scanditi da lui imposti. Liliana Armellini inoltre quella notte aveva assunto un antidepressivo in dose massicce, quasi tossiche, un farmaco prescritto per la sorella malata che lei cardiopatica non poteva assumere. Improbabile che la donna lo abbia preso volontariamente, forse era stata drogata. Tuttavia è verosimile che si sia svegliata nel cuore della notte scoprendo Michele Bonaldo intento a rubare. Per il momento la fidanzata badante non risulta indagata né coinvolta nell'omicidio. Le indagini ancora continuano per trovare eventuali collegamenti con altre persone che hanno collaborato all'evento. E violentissima rapina all'ora di pranzo a Mestre, nei pressi della stazione ferroviaria, vittima una sordomuta di 43 anni che è stata aggredita da 3 richiedenti asilo. Sentiamo. Nel video è la dinamica iniziale della violenta aggressione, poi la fuga dei criminali, 3 richiedenti asilo, tutti nigeriani appena ventenni, mentre raccolgono la borsetta della loro vittima, una 43enne sordomuta di Mestre, picchiata, aggredita, presa a calci, strattonata a terra. La violentissima rapina nel sottopasso ferroviario che da via Ullò a Porta Imbiadante in pieno giorno alle 12 ieri, sotto gli occhi gli sguardi indifferenti di chi passava di là e non ha fatto nulla per intervenire in aiuto della poveretta, privata anche del cellulare per chiedere soccorso. La signora è stata, mentre ritornava a casa, è stata affrontata da questi soggetti, derubata dapprima del cellulare e poi anche strattonata, picchiata, tanto da cadere e riportare poi alcune lesioni non
gravi, ma comunque riportando varie contusioni e lesioni all'arachide. La maestrina sotto shock refertata al pronto soccorso ne avrà per almeno 8 giorni. Fondamentale la sua denuncia per l'individuazione già alle 16 dei 3 aggressori richiedenti asilo, tutti con precedenti per droghe, fermati tra via Cappuccina e via Piave, che sono stati individuati poi in rapida successione e da personale della squadra volante e da personale Polfer intervenuto nell'immediatezza. L'appello della polizia nel fare rete e non lasciare nessuna vittima o potenziale tale abbandonata al proprio destino. E anche il cittadino ha un ruolo fondamentale, che è quello della segnalazione immediata a un numero di emergenza di una forza di polizia di quello che sta succedendo, in modo da mettere noi o chi per noi nelle condizioni di poter fare meglio il nostro. Ed ora il caso del clochard morto, arso vivo nella sua auto nel Vicentino, indagati 2 ragazzini di 13 e 17 anni. Vessato da mesi da un gruppo di bulli, poi il 13 dicembre la ragazzata accostata alla vita nel veronese al senzatetto marocchino di 64 anni Ahmed Fdil, della carta assorbente data alle fiamme e gettata nell'auto in cui l'uomo dormiva dopo aver perso il lavoro e la casa. 2 i minorenni di origini straniere finiti sotto inchiesta, uno di 13 e uno di 17 anni, e quello che sembrava poter essere lì per lì un incidente si è trasformato in un omicidio sconvolgente confermato dal più piccolo dei 2 ragazzi. Iniziamo ad avere, secondo me, i risultati di una cultura violenta che emargina il più debole, quindi siamo un po' nella logica primitiva, stiamo tornando a delle logiche molto primitive, per cui il più debole, la personalità con meno strumenti, meno integrata, viene eliminata. Questo avviene precocemente perché precocemente c'è un abbandono da parte della famiglia in tutti quei processi educativi che costruiscono poi tutte quelle regole sociali che ci hanno tutelato per tutto il Novecento. Bulli per noia, dicono i residenti di Zevio, che vedevano quegli adolescenti infastidire continuamente il clochard. Uno scherzo, ha raccontato il 13enne, peraltro non imputabile vista la giovanissima età. Diversa la lettura della specialista. Non è per noia, lui era un soggetto che era disponibile, poveretto, perché non aveva strumenti, a essere un punto debole e soggetti deboli. Quasi un'affermazione territoriale. Il bullismo è la stessa cosa, non è un problema di noi, è un problema di arretratezza culturale, mentale, solitudine sociale, marginazione. A Treviso, ora, dove una disabile psichica è stata palpeggiata da un giovane straniero in un parco pubblico. Sentiamo. Pesanti atti sessuali subiti in pieno giorno ai giardinetti di Sant'Andrea, zona della città tra le più sorvegliate per episodi di spaccio e disordini. A denunciare la violenza, che risalirebbe a fine novembre, una giovane trevigiana di 23 anni, con un ritardo mentale, che alla polizia ha raccontato di essere stata obbligata a subire gli abusi da un kosovaro di 21 anni. Le indagini da parte della squadra mobile sono in corso, al vaglio innanzitutto le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'area. Fondamentali le perizie disposte dalla procura, così come la testimonianza della ragazza, che ha riferito di essere stata avvicinata dal giovane kosovaro nei pressi dei giardinetti, che l'avrebbe convinta a seguirlo in una zona defilata del parco. Avrebbe quindi tentato di baciarla, respinto, sarebbe diventato più aggressivo, afferrandola per il collo e palpeggiandola. Le grida della ragazza lo hanno messo in fuga. L'identificazione del giovane è in corso, così pure la raccolta delle prove dell'episodio. I residenti e i commercianti sono soddisfatti dei progressi finora ottenuti per il controllo del piccolo parco, ma il degrado non è ancora finito. Nonostante il divieto, in molti bevono e sporcano anche di giorno. E sull'angolo lassù che era uno con quei pantaloni tirati su, che faceva i suoi bisogni verso il Sile.
c'è da fare ancora parecchio, e comunque c'è da fare soprattutto negli androni delle scalinate, dove bivaccano a tutte le ore, tutti i giorni, sono piuttosto rumorosi e la gente non passa volentieri in quei posti. Devo dirle che sicuramente non è simpatico per soprattutto il sesso femminile venire a passeggiare o sostare all'interno dei giardini. È frequentato da moltissimi uomini, quindi è comprensibile che non siano sempre lucidi, in alcune situazioni sono anche un po' aggressivi, perciò è sicuramente una situazione che deve essere un po' presa in mano. Ed oggi ennesima protesta a Montebelluna davanti alla storica sede di Veneto Banca, momenti di tensione quando un risparmiatore truffato ha tentato di impiccarsi. Vediamo. No! Dai, Marin, ma sono assurdi questi, non vedono niente. Dai, Marin, dai, sei importante per noi, Marin, basta! Sei importante per noi, basta! Basta, Marin, tieni importante, ti parli! Gli attimi di concitazione, brandendo quel cappio fissato all'inferriata della banca, dove da Natale occupa con l'auto l'entrata della sede storica di Veneto Banca a Montebelluna. Fermato dai presenti e dai carabinieri, Marin Alarambie, il 59enne invalido romeno ex correntista che ha perso 100.000 euro con il crack. Io vi invito tutti quanti a mantenere la calma in un momento così difficile, a rispettare le necessità che anche le forze dell'ordine hanno in momenti drammatici come questi. Attimi di tensione, lunga trattativa per sedare gli animi esasperati, momento culminante di una nuova giornata di protesta. In campo scendono i risparmiatori per una catena umana in piazza organizzata dal comitato Don Torta. Figli del demonio! Tanti, troppi correntisti hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita, e se il fondo creato per rimborsarli ha ridato una importante speranza a chi ha perso tutto, resta l'amarezza di essersi sentiti ingannati. Questa rabbia difficilmente passerà, in attesa di capire se almeno la giustizia farà il suo corso contro i vertici di quella banca in cui hanno creduto una vita ad occhi chiusi. Ed ora l'economia, presentati oggi da Un'Industria Treviso i dati sull'andamento economico della marca. Imprese, produzione ed occupazione sono in crescita e c'è ottimismo anche per il 2018, ma in vista del voto le aziende chiedono la stabilità politica. È senz'altro un bilancio positivo da tanti punti di vista, sia per quanto riguarda la crescita delle vendite, sia della produzione industriale, anche dell'occupazione. Produzione in crescita del 2,5%, vendite del 5,1%, ricavi del 3,3% ed anche l'occupazione tra luglio e settembre nella marca è cresciuta del 3%. Un'Industria Treviso archivia il 2017 come anno positivo. Le imprese trevigiane sono riuscite ad intercettare la ripresa. Fiducia ed ottimismo sembrano essere le parole chiave anche per il 2018. Certo, la maggior parte delle aziende di questo territorio lavora sul mercato ormai globalizzato con i rischi che questo comporta, ma il sentimento generale sull'andamento economico registra un incremento importante. Su questo scenario positivo grava però l'ombra di una possibile ingovernabilità del Paese dopo il voto del 4 marzo prossimo e dalle imprese trevigiane si alza forte la richiesta di stabilità. Si parla della possibilità di ingovernabilità. È chiaro che noi come imprese, ma l'economia in generale, le persone, per poter creare quello che sono i progetti di vita c'è bisogno invece al contrario di stabilità, di avere regole chiare, di sapere insomma qual è il nostro futuro. Io penso che ciò che a volte manca in Italia è proprio la capacità di traguardare dei periodi di medio e lungo termine, non semplicemente il quotidiano. Di qui dunque la richiesta di prolungare le misure che con il super ed iperammortamento hanno consentito grandi investimenti, come il mantenimento sostanziale degli impianti delle riforme del lavoro e delle pensioni. Vedo che si cerca di toccare e stuzzicare soprattutto la pancia della gente. Noi siamo gente che deve avere invece una certa responsabilità e sappiamo benissimo che abbiamo dei vincoli di bilancio, sappiamo benissimo che c'è un debito pubblico, sappiamo che siamo all'interno di una comunità europea e perciò non è che possiamo fare tutto ciò che ci viene in mente e tutto deve avere comunque una copertura finanziaria. Ma il 2018 per Un'Industria Treviso sarà anche l'anno della fusione con Padova, un'integrazione per volontà e non per necessità che darà vita ad una delle più grandi associazioni a livello nazionale.
E quale sarà l'affluenza al voto il 4 marzo per le elezioni politiche? Per molti aleggia lo spettro dell'astensione. Sentiamo che cosa ne pensano i trevigiani. Immagino ci sia grande disamore per la politica, visto la situazione degli ultimi anni, però penso che sia un'opportunità oltre che un dovere per ognuno di noi. Lei andrà a votare? Ma semplicemente sì. E per quelli che dicono che non vogliono andare? Domandarti a fare un esame di coscienza, dopo però non commentino che al governo ci sono persone sempre quelle. Ho già deciso di non andare perché tanto ci prendono sempre in giro. Prendo coscienza che il governo italiano fa acqua da tutte le parti. Sono ancora un punto di domanda. Cos'è che le fa ancora stare in dubbio? Non cambia nulla. Qualsiasi cosa scelga non cambia assolutamente niente. Sono tutti un partito unico, possiamo chiamarli così. Lei va a votare il 4 marzo? Sì signora. E bisogna andare secondo lei? Sì. Chi dice che non serve? E capisce niente. È sempre meglio andare. E bisogna andare. Andrò a votare, sì, ma non ho idee perché andrò a votare purtroppo. Ma a chi invece dice che non ci andrà secondo lei? Ma le dico, è brutto dire andare a votare per il meno peggio, però talvolta è un dovere civico e forse bisogna anche farlo. No, assolutamente, io sono convinta che partecipare è la prima regola da rispettare. Accordi per le amministrative tra Lega e Forza Italia a Treviso e Vicenza, formalizzati oggi in altrettante conferenze stampa. A Treviso è stato presentato il ticket Mario Conte Andrea De Chechi, il primo candidato sindaco della Lega Nord, il secondo che ha compiuto un passo indietro, vice sindaco in caso di vittoria del centrodestra contro l'amministrazione uscente guidata da Giovanni Manildo del Partito Democratico. Un centrodestra compatto, fatto salvo Giancarlo Gentilini, sul cui posizionamento rimane ancora un punto di domanda. A Vicenza invece il passo indietro l'ha fatto il candidato della Lega, a sostegno invece come candidato sindaco del forzista Fabio Mantovani. Sentiamo le sue parole. Fabio Mantovani, ormai il dado è tratto, lei è candidato sindaco per Forza Italia e Lega Nord. Sì, dopo la doverosa pausa di riflessione per i miei impegni da riorganizzare, eccomi qua. Lei ha esperienza in politica? Allora, se lei mi chiede se ho esperienza politica, direi una bugia se rispondessi di sì. Cosa ne pensa di Rucco? Francesco Rucco intanto è un collega, è anche un amico, se vogliamo dire in senso proprio, e speriamo che ci si parli. In questo periodo Francesco Rucco sta soffrendo come tutti i tifosi vicentini per la situazione dei biancorossi, ma è vero che lei tifa per l'Hellas Verona? Chi è che l'ha detto questo? Glielo chiedo. No. E non tifa per l'Hellas? Non tifo nessun calcio, per nessuna squadra di calcio, se voglio dirli a tutta. Quindi non soffre in questo momento? Sicuramente è un problema molto rilevante per la città, è un problema che capisco, che comprendo, che ritengo sia giusto anche soffrirne, perché come ho già detto è un pezzo di Vicenza importantissimo che se ne va, e di conseguenza io credo che sia giusto l'atteggiamento di Francesco, ed è l'atteggiamento diverso perché io sono una persona diversa, ho un mio diverso modo di approcciare, io non sono un tifoso di calcio, tanto per dirla tutta, non posso avere lo stesso spirito di chi è tifoso come lui, cioè, è evidente questo, direi una bugia, però voglio dire, tutto il resto è un dato di fatto. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Siamo ora alla pagina del calcio, perché oggi si chiude la vicenda del Vicenza in maniera molto triste, perché la Procura Berica ha chiesto il fallimento della storica società, mentre i giocatori hanno annunciato che non scenderanno in campo sabato e raccontano la loro verità. Sentiamo. Come procura nella stessa data di oggi è stato chiesto il fallimento. Si apre così la lunga giornata del Vicenza Calcio. La notizia della richiesta di fallimento da parte della procura, nelle vesti del procuratore capo Antonino Cappelleri al Tribunale Civile, fa il giro tra addetti ai lavori, giocatori e tifosi, e quello che era nell'aria ormai da giorni diventa la dura e amara realtà. Una decisione soppesata, quella della procura, a fronte anche di documenti e un bilancio che lascia molti dubbi. La situazione
situazione merita un approfondimento molto accurato. Lascia margini di manovra alla Procura chiedendo che il curatore fallimentare disponga per l'esercizio provvisorio. In questo modo invece, in sostanza, si potrebbe consentire la conclusione dei campionati. Una decisione presa anche per dare una risposta alla città e agli oltre 6.000 tesserati. La partecipazione di tutta quanta la cittadinanza reclamasse una certa urgenza e abbiamo cercato di interpretarla. Nel pomeriggio a parlare sono stati i giocatori che dalla sede dell'Associazione Italiana Calciatori hanno ribadito, pur dispiaciuti, la scelta di non scendere in campo sabato per la Coppa Italia. I primi ad essere dispiaciuti per tale scelta, credeteci, siamo noi giocatori, ma dobbiamo essere obiettivi arrivati a questo punto ed è giusto dire basta. Abbiamo il dovere di dare uno stop ad una situazione surreale. Bypassando il silenzio stampa imposto dall'amministratore unico San Filippo hanno detto la loro verità ai giocatori, facendo la cronistoria di quanto accaduto, i cambi societari, i diversi soggetti che si sono susseguiti, tanto che non riuscivamo a capire chi dovevamo ascoltare, a chi dovessimo credere e chi fossero i veri proprietari della società. C'è amarezza per una vicenda che peggio di così non poteva finire. La speranza è che si faccia chiarezza di poter giocare, ma intanto chi poteva tra i giocatori si prepara a svincolarsi. Sono partite ieri una dozzina di richieste da parte dei calciatori che potranno essere ritirate in qualsiasi momento, prima ovviamente della pronuncia dei giudici del collegio arbitrale. La giornata del Vicenza Calcio si è chiusa con il saluto della Curva Sud allo Stadio Menti. Siamo qua nel segno dei giocatori, per la maglia e per il cuore soprattutto, non per quello che ci sta dietro ovviamente, perché è una cosa vergognosa. Siamo disperati, cosa vuoi che ti dica? Purtroppo non abbiamo parole, Oltre che la squadra c'è di mezzo anche la città, l'onore di tanti anni di calcio, c'è questo da considerare. Credevo che ci passi male qualcun altro. Non credo mica che fai la fine così. Posso anche mettermi nei panni dei giocatori che dopo tutto quello che è successo hanno anche molta ragione. A metà campionato viene fuori questo bubbone, questa roba qua. E prima gli altri dove erano? Nessuno si è mai accorto. Bei ricordi, avevo distaccato dall'album che è la fotografia qua. E venivo qua da Beppi Ducci, mi dava le scarpe e mi diceva dai cambiate che manca uno. Non abbiamo l'abbonamento né distinti, vorremmo che continuassero a giocare, insomma, ecco. Ma ormai penso che non ci sia più speranza, che sia l'ultimo allenamento questo. È doloroso. Sì. Ci viene da piangere. Clima sereno e temperature più alte della media, continua l'inverno anomalo anche in Veneto, sentiamo. Un fine settimana che farà sorridere, il Veneto si appresta a vivere un weekend senza perturbazioni, via l'ipotesi ombrello, anzi. Un moderato campo di alta pressione, per cui il tempo sarà prevalentemente asciutto e anche spesso soleggiato. Ecco, le temperature invece subiranno una diminuzione, soprattutto da domenica, per l'arrivo di venti più freschi da nord-est. Il calo termico si sentirà maggiormente di notte, mentre di giorno, grazie al maggior irraggiamento, le temperature non scenderanno di così tanto. D'altronde si tratta di un periodo assai anomalo sul fronte temperature e non solo nella nostra regione. Qualcosa cambierà comunque in questo inverno particolare di inizio 2018. Attualmente abbiamo avuto temperature addirittura superiori alla media di 10 gradi. Per ora non si aspettano forti diminuzioni se non dopo il 20 gennaio, quando potrebbe affluire aria più fredda e anche precipitazioni più consistenti.
Ed ora il Carnevale, perché oggi è stata presentata l'edizione 2018 del Carnevale di Venezia. A Venezia torneranno i giochi, la competizione, l'antagonismo e il circo, che era tanti anni che mancava a Venezia, addirittura credo l'ultima volta sia stato un circo in città, sia stato nel 1964, e quest'anno lo riportiamo con naturalmente una veste di carnevale e non troppo circense, ma comunque con elementi importanti come tutti i carrozzoni, il tendone che saranno tra Piazza San Marco e Mestre, Piazza Ferretto eccetera. Sono le scenografie originali che Federico Fellini usò per il film La Strada. Al via sabato 27 gennaio l'edizione 2018 del Carnevale con la festa veneziana sull'acqua sul Rio di Canareggio, cui seguirà il tradizionale corteo delle associazioni remiere. Quest'anno il filo conduttore saranno dunque giochi e spettacoli circensi e sarà un carnevale diffuso. Con un forte irrobustimento in particolare di Piazza Ferretto, Marghera e tutte le zone della città di terraferma, senza ovviamente trascurare la tradizionale presenza e attività nel centro storico, nelle isole, anche al Lido e nelle isole della Laguna. Quindi un carnevale che a 360 gradi confermerà le tradizioni. Questo carnevale potrà riservare sorprese come quella sullo svolo dell'Aquila, che secondo qualche indiscrezione potrebbe essere interpretato dall'imprenditore Renzo Rosso. Mancheranno gli artigiani a cui è stato ristretto lo spazio per questioni di sicurezza, che però mostreranno le loro abilità uno alla volta. Il 3 febbraio sarà inaugurato il Carnevale in Piazza San Marco, poi la Festa delle Marie, cui seguirà domenica 4 febbraio il Volo dell'Angelo, che vedrà, come ormai da tradizione, la Maria del Carnevale precedente, Elisa Costantini. Ed ora è tutto per questa edizione, vediamo le previsioni del tempo per domani. Buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Bel tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni, sarà un sabato ampiamente soleggiato un po' ovunque. Vediamo insieme il dettaglio del 13 gennaio. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto e stabile, sarà infatti una bella giornata, all'insegna del sole un po' su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno o al più con poche nubi sparse, possibili soltanto locali foschie mattutine sul Bellunese. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra 2 e 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Bel tempo anche sulla nostra regione, dove sarà quest'oggi ampiamente soleggiato. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, valori minimi tra 2 e 4 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Prevale il bel tempo sulla nostra regione, sarà una bella giornata di sole con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Qualche foschia sarà possibile sui settori orientali. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 3 gradi, valori minimi sotto zero tra meno 5 e meno 1 grado. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da nord-est. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.